εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Beatitudine, è con grandissima gioia che la comunità di Sant'Egidio l'accoglie questa sera in questa basilica dedicata a Maria, lei che è patriarca della Chiesa d'Alessandria e di tutta l'Africa. Ci sentiamo profondamente legati a lei e alla sua Chiesa da tanti anni, anche con i suoi predecessori. Ricordiamo tanto bene la sua presenza così gradita alla preghiera per la pace a Cipro nel 2008 e poi qui a Roma nel 2013, e quante volte ci siamo incontrati anche con visite nella sua sede patriarcale. Questo legame è un legame forte, che è fatto di preghiera, che è fatto di comunione, che è fatto di unità di intenti, specialmente per l'amata Africa. La sua Chiesa è diffusa in tutta l'Africa, la sua gerarchia per tanti versi è africana. Siamo felici di sapere che alcuni vescovi metropoliti sono africani, e questo amore che unisce la comunità di Sant'Egidio all'Africa è un passo in più della nostra comunione. Lei ha detto una cosa che ci ha toccato molto nel suo messaggio di Natale. Dio viene estraniato dal cielo per nascere tra le braccia dell'umile caverna in forma di servo. Diventa volontariamente povero, immigrato, rifugiato e vittima dell'intolleranza umana. Sono parole che sentiamo nostre, che facciamo nostre ogni giorno accanto ai più poveri, accanto a tanti fratelli immigrati, a tante persone che soffrono e che hanno bisogno di consolazione. Ecco, Beatitudine, con questi sentimenti la accogliamo e ci auguriamo che da questa preghiera nascano nuovi passi comuni tra il Patriarcato, tra la Chiesa di Alessandria e la nostra comunità di Sant'Egidio. Nel nome di San Marco, nel nome di Santa Maria, nel nome di Pietro e di Paolo che ci uniscono questa sera. Grazie di essere tra noi. Ora e sempre nei secoli dei
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni, al capo 17. Alzati gli occhi al cielo, Gesù disse: Padre, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo è il Vangelo del Signore. Σεβασμιότατοι αδελφοί, αγαπητοί ιερείς και μέλη της αδελφότητος του Αγίου Αιγιδίου. Stimati fratelli, cari sacerdoti e membri della comunità di Sant'Egidio. Αγαπητέ ιδρυτά της αδελφότητος, φίλε, καθηγητέ, κύριε Ανδρέα Ρικάρντι. Caro professore Andrea Riccardi, Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Μάρκο Ιμπαλιάτσο. fondatore della comunità di Sant'Egidio e caro presidente Marco Impagliazzo. Ερχόμαστε από την θεοβάδιστη Αίγυπτο, τον τόπο που προσέφερε ασφάλεια από τον αιμοσταγή Ηρώδη στον υπιάσαντα Κύριο και αρχηγό της ειρήνης, κομίζοντας ειρήνη και φιλαδελφία και αγάπη. Veniamo dall'Egitto sul quale Dio ha camminato, il luogo che ha offerto la protezione dal sanguinario Erode al Signore bambino, guida della pace, portatore di pace, fratellanza e amore. Είμαστε βέβαιοι ότι η ειρήνη αυτή θα διέπει πάντοτε εν αμοιβαίο σεβασμό και αγαστή συνεργασία τις σχέσεις των δύο αδελφών ιστορικών εκκλησιών Ρώμης και Αλεξανδρίας, των Αποστόλων Πέτρου και Μάρκου, αλλά και τις διεκκλησιαστικές σχέσεις γενικότερα. Siamo certi che questa pace guiderà sempre nel rispetto reciproco e nella collaborazione amorevole le relazioni delle due chiese sorelle storiche di Roma e di Alessandria, degli apostoli Pietro e Marco e anche i rapporti ecclesiali in generale. Σήμερα βιώνουμε μία ακραία μεταβατική εποχή, η βία και ο πόλεμος, όπως επί παραδείγματι συμβαίνει και τούτη στιγμή στην αυταρχικώς βαλωμένη υπό ομοδόξου δυστυχώς λαού μαρτυρική Ουκρανία, η φτώχεια και η εξαθλίωση, η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό πρόβλημα, η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η κοινωνική ανισότητα, η προστασία της παιδικής ηλικίας και της γυναίκας, ο εντυνόμενος θρησκευτικός φονταμενταλισμός, η κρίση αρχών και αξιών,
οδηγούν τον άνθρωπο σε απελπισία. Oggi stiamo vivendo un periodo di forte transizione. La violenza e la guerra, come ad esempio avviene anche in questo stesso momento nella martirizzata Ucraina, aggredita senza nessun motivo, purtroppo da un paese della stessa fede, la povertà e la miseria, il cambiamento climatico, la crisi dei rifugiati, la tutela dei diritti umani e la disuguaglianza sociale, la tutela dell'infanzia e della donna, l'intensificarsi del fondamentalismo religioso, la crisi dei principi e dei valori, tutto ciò porta l'uomo alla disperazione. Αποτελεί λοιπόν μονόδρομος ο κοινός αγώνας όλων μας, πρωτίστως ημών των πνευματικών ταγών, για την προώθηση του πολιτισμού, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης, εν επίγνωση ότι η ζωή της Εκκλησίας είναι η μεγάλη επανάσταση στο χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, της προστασίας της ιερότητος και της ωραιότητος του προσώπου και της αναδείξεως του εν Χριστώ αιωνίου προορισμού του. La lotta comune di tutti noi è dunque nella stessa direzione, in primo luogo delle nostre realtà spirituali, per la promozione della cultura, della solidarietà e della fratellanza, riconoscendo che la vita stessa della Chiesa è la grande rivoluzione nel campo delle relazioni umane, della protezione, della santità e della bellezza della persona e della manifestazione del suo destino eterno in Cristo. Αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι αφιερωμένη από την αδελφή Καθολική Εκκλησία στην προσευχή για την ενότητα των χριστιανών. Αυτή την ποθητή ενότητα έχουμε και εμείς ως ιερό σκοπό εδώ και αιώνες και ευχόμεθα να ευλογήσει ο Θεός, να προχωρήσει, να καλλιεργηθεί και να καρποφορήσει. Questa settimana che stiamo vivendo è dedicata dalla nostra Chiesa sorella cattolica alla preghiera per l'unità dei cristiani. Anche noi abbiamo questa desiderata unità come santo obiettivo da secoli e speriamo che Dio lo benedica per farlo progredire, crescere e fruttificare. Αυτή την ενότητα έχουμε μέσα μας, στη λειτουργία μας, και είναι αυτή η ενότητα για την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος μας πριν από το πάθος. Όλοι εσείς αγαπητοί και ευλογημένοι μέλη του Αγίου Αιγιδίου, που αγωνίζεστε για την ανακούφιση των φτωχών και ανήμπορων συνανθρώπων μας, με το μεγάλο σας φιλανθρωπικό έργο είστε άξιοι επένων και πολλών συγχαρητηρίων. Abbiamo sempre questa unità nella nostra liturgia ed è per questa unità che il nostro Signore ha pregato poco prima della sua passione nella sua preghiera sacerdotale. Tutti voi, cari, benedetti membri di Sant'Egidio, che lottate per soccorrere i nostri fratelli poveri ed indifesi attraverso la vostra grande opera di carità, siete degni di lode e di molte congratulazioni. Έχουμε κοινούς ιερούς κόστους. Εσείς υπηρετείτε τον εμπερίστατον άνθρωπο, τον πτωχό, τον άρρωστο, τον ανήμπορο, τον μετανάστη. Το ορφανό παιδί μοιράζεται αγάπη, φάρμακα, φαγητό, πίστη στο Θεό. Τα ίδια κάνουμε και εμείς ως Ιεραπόστολοι σε ολόκληρη την Αφρική. Έχουμε πολλά κοινά σημεία συνάντησης και πρέπει να εργαστούμε όπου είναι δυνατόν σε πολλούς τομείς. Abbiamo santi obiettivi comuni. Voi servite l'uomo bisognoso, il povero, l'ammalato, il disabile, il migrante, il bambino orfano. Condividete amore, medicine, cibo, fede in Dio. Anche noi facciamo lo stesso come missionari in tutta l'Africa. Abbiamo molti punti in comune e dobbiamo lavorare dove possibile in molti settori. Τώρα ήρθε η ώρα, στην εποχή των προκλήσεων και της ραγδαίας γεωπολιτικής που οι εκκλησίες ασκούν διεθνώς, να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις αυτές μεταξύ των ιστορικών εκκλησιών Αλεξάνδρειας και Ρώμης, με την αποστολή εδώ κοντά μας του υπευθύνου των σχέσεων με την Καθολική Εκκλησία του αδελφού μας Επισκόπου Γεναδίου. È giunto il momento, in un'epoca di sfide e di veloce geopolitica, che le chiese si adoperino a livello internazionale per aprire una nuova pagina in queste relazioni tra le due chiese storiche di Alessandria e Roma,
con la presenza qui da voi del responsabile delle relazioni con la Chiesa Cattolica, il Metropolita Gennadios, che già conoscete. Ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό που μας αξίωσε σήμερα να συναντηθούμε εδώ, στην έδρα της αδελφότητος του Αγίου Αιγιδίου, εμείς, ως Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, έχουμε καλές και αδελφικές σχέσεις με την αδελφότητά σας και στέλνουμε αρχιερείς σε διεθνή συνέδρια και γεγονότα που διοργανώνεται ως προκαθήμενος Πατριάρχης, διάδοχος του Αποστόλου Μάρκου. Θα ευλογήσω με αυτή την προοπτική αγάπης και ενότητος μέσα από τις συνεργασίες μας στον ιερό χώρο της Ιεραποστολής στην Αφρική. Ringraziamo il Dio Trinitario che ci ha ritenuto degni di incontrarci oggi qui nella sede della comunità di Sant'Egidio. Noi, come Patriarcato di Alessandria di tutta l'Africa, abbiamo già ottime e fraterne relazioni con la vostra comunità e inviamo metropoliti alle conferenze e agli eventi che organizzate. Noi, come Patriarca Primate e successore dell'Apostolo Marco, benediremo questa prospettiva di amore e di unità attraverso tutte le nostre collaborazioni nel santo campo della missione in Africa. Σας ευχαριστούμε για την αβραμιαία φιλοξενία σας, για τη σημερινή υποδοχή. Σας ασπαζόμεθα εν Κυρίω, πρώτα τους αδελφούς αρχιερείς σας και χαιρετίζομαι πατρικώς τους ιερείς και διακόνους, τα εκλεκτά μέλη της αδελφότητος, επευχόμενοι όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο σωτήρας και λυτορτής μας χαρίζει σε όλους μια νέα χρονιά, γεμάτο ευλογίες και ενίσχυση στο έργο σας. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità abramitica, per la vostra accoglienza odierna. Vi abbracciamo nel Signore, in primo luogo i nostri fratelli, i vescovi fra di voi, e salutiamo paternamente i sacerdoti e i diaconi, i cari membri della comunità, pregando perché il Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, conceda a tutti voi un nuovo anno pieno di benedizioni e di forza nel vostro lavoro. Γυρίζω πίσω 30 χρόνια νέος επίσκοπος. Torno indietro nel tempo 30 anni fa, quando ero un giovane vescovo. Ήμουν νέος επίσκοπος και συνόδευα τον Πατριάρχη Παρθένιο. Come giovane vescovo accompagnavo il patriarca Partenio. Θυμάμαι τον αδελφό μας τον Ανδρέα, με πόση αγάπη, Ανδρέα μου, σε αγκάλιαζε και είχατε τόση αδελφική σχέση. E ricordo come in quella circostanza ho incontrato il professor Andrea e come il patriarca lo ha abbracciato con tanto affetto. Σήμερα, Ανδρέα μου, έρχομαι με λευκά γένια ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας. E oggi vengo qui con i capelli bianchi in qualità di patriarca di Alessandria. Αλλά η καρδιά μου πάντα είναι γεμάτη αγάπη για σας. Ma il mio cuore è sempre pieno di amore per lei. Προχθές την Κυριακή με αυτά τα χέρια χειροτώνησα ένα νέο παλικάρι Αφρικανό επίσκοπο για την Κένια. Domenica scorsa con queste mani ho ordinato un giovane vescovo africano. Φεύγω μετά από λίγο, ήρθα από Μαδαγασκάρη και Τανζανία. E tra un po' partirò per la Tanzania e per il Madagascar. Αφήνω το μπαστούνι, το εγκόλπιο, φορώ ένα ξύλινο σταυρό και περπατώ στην Αφρική. Lascio il bastone, il pastorale, lascio l'encolpio, metto una croce, indosso una croce di legno e cammino nel continente africano. Το σπίτι μου είναι οι καλύβες οι αφρικάνικες. La mia casa è il continente africano. Και συναντώ τους φτωχούς ανθρώπους. Dove incontro tanti uomini Και poveri. τότε από τη Μοζαμβίκη θυμάμαι τον Άγιο Αιγίδιο. Che già quando ero in Mozambico ricordo la comunità di Sant'Egidio. Υψώνω τα χέρια μου και σας ευλογώ. Alzo le mie mani e vi benedico. Δίδετε αγάπη. Viviamo l'amore. Δίδετε ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Che ci sia sempre l'amore nel cuore di tutti gli uomini. Θέλω να χαμογελάτε. Voglio che continuate a sorridere. Και η ειρήνη του Θεού να είναι κοντά σας. Che la pace del Signore sia sempre con voi. Ευχαριστώ.
insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανών και επί τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας